Cari telespettatori, un altro appuntamento di Made in Veneto e questa volta ci portiamo sugli 800 metri di altitudine nella zona della Lessinia ed entriamo in una cava per farvi scoprire la pietra della Lessinia, una pietra sedimentaria che risale a 75-60 milioni di anni fa e che si può estrarre solo ed esclusivamente in quest'area, in questo territorio, per cui una pietra estremamente pregiata. La scopriremo, faremo una ricerca, andremo anche in un museo paleontologico per vedere le sue origini, ma allora spostiamoci e seguitemi in questo viaggio. Per scoprire di che cosa si tratta, le peculiarità, come viene estratta soprattutto e perché esiste un consorzio di tutela della pietra della Lessinia, conosciamone il presidente Vincenzo Marcon. Grazie di ospitarci in questo viaggio di scoperta. Presidente, ci racconti un attimo la valenza di questo consorzio, perché siamo in un distretto produttivo strategico importantissimo, ma c'è anche un consorzio che nasce dalla fusione di due precedenti consorzi. Erano due consorzi, uno era nato e si occupava soprattutto del consorzio di lavorazione, è nato per gestire quelli che erano i fanghi soprattutto e i residui della lavorazione della pietra. L'altro consorzio era il consorzio dei cavatori che si occupava per quelle che erano le attività della cava, ad esempio le gestioni con la regione, per avere tutte le autorizzazioni, permessi. Dopo, siccome c'erano dei doppioni, abbiamo pensato di fare un unico consorzio, perché anche le attività si sormontavano, diciamo, quindi dai due consorzi ne abbiamo fatto uno solo. Abbiamo cambiato nome, abbiamo messo proprio il consorzio tutela, perché vogliamo che la nostra pietra sia tutelata come un patrimonio dell'ambiente della zona. È un patrimonio della nostra zona, diciamo. Il consorzio comunque ha una valenza importantissima di tutela degli operatori del settore, del mantenimento di questa attività estrattiva, ma anche dell'ambiente. Sì, quando facciamo l'estrazione, l'acqua di estrazione va presa, quindi vengono sigillati tutti quelli che sono noi che si chiamano arsi o diaclasi, vengono sigillate di modo che l'acqua viene recuperata completamente, viene filtro pressata e dopo viene portata in discarica, diciamo, in modo da non inquinare quelle che sono le falde acquifere. Nello stesso tempo, per quanto riguarda l'ambiente, bisogna mettere da parte quello che è il cappellaggio, che come abbiamo visto può variare di diversi metri. Ecco qua, spieghiamo un attimo ai nostri telespettatori, magari possiamo anche vederlo. Il cappellaccio sarebbe la copertura che c'è da scavare prima di arrivare allo strato dove si trova la pietra. Sì, adesso diciamo che noi stiamo calpestando il primo strato utilizzabile, quello da qui in su è tutto cappellaggio. Viene salvato il cappellaccio per poi ripristinarlo una volta che si chiude? Una volta che abbiamo esaurito la cava, il cappellaggio che abbiamo messo da parte viene riutilizzato per fare la ricomposizione ambientale. Partiamo dalle origini, partiamo dalla storia, lo facciamo con Marco Marogna, consulente per il consorzio. Grazie di supportarci. Ci racconti un attimo quando parte l'attività estrattiva e come viene fatta inizialmente? Allora, l'attività estrattiva della pietra della Lessinia è un'attività molto antica, abbiamo testimonianze già verso la fine del 1700, nella tipologia di cava che non è la cava che abbiamo visto e che possiamo vedere qui oggi, ma è la cava galleria. Fino agli anni 50, fino al 1950 circa, la coltivazione è continuata all'interno di questa tipologia di cave per poi spostarsi nella cava a cielo aperto, che è quella che abbiamo alle nostre spalle. Uno spostamento legato prevalentemente allo sviluppo tecnologico che consentiva a questo punto l'esportazione di quello strato molto importante di cappellaccio, che è poi quello che permette di raggiungere la bancata utile di estrazione dei 72 strati della pietra della Lessinia. La sedimentarietà di questo materiale è una caratteristica che lo contraddistingue, lo rende unico nel suo genere. Tutta la parte della Lessinia più occidentale è contraddistinta da questa tipologia di sedimentazione, fatta di 72 strati diversi tra loro in termini di colore e di spessore soprattutto. Partiamo da uno spessore minimo di 3 cm e arriviamo fino ad uno spessore massimo di 30 cm circa.
La differenza e la molteplicità di spessori è poi quell'elemento che ha permesso da anni e che continua tutt'oggi a destinare questi strati ad a vasti modalità d'uso, che vanno dal rivestimento tipico della Lessinia nella realizzazione delle coperture nel sistema edilizio al rivestimento che possiamo trovare in edilizia interna, quindi rivestimento di bagni piuttosto che pavimentazioni interne ed esterne. Benissimo, e allora avete scoperto questa realtà. Ringraziamo anche il consulente del consorzio e il consorzio stesso di averci permesso di scoprire una pietra naturale importantissima per questo distretto produttivo, per il nostro paese, per la nostra regione, e a voi di apprezzarne anche le caratteristiche tecniche, di vederla. Esiste anche un museo paleontologico che è estremamente interessante e che quindi dà la possibilità di avere un ulteriore spettro di consapevolezza di quello che è il prodotto del nostro territorio, non solo prodotto artigianale ma anche prodotto estrattivo. Grazie e buon proseguimento.